Ben ritrovati con i TG Flash di New Sicilia. Iniziano ad essere frequenti gli incendi dolosi che si stanno verificando nelle ultime settimane a Gela. A tal proposito, sulla scia degli episodi precedenti, è stata una notte rovente quella appena trascorsa nel comune in provincia di Caltanissetta, precisamente in via Generale Cascino, in cui persone ignote hanno dato alle fiamme un'auto Land Range Rover di proprietà di una commerciante. Un altro tassello va a inserirsi nella fase di lancio della prossima programmazione comunitaria della Sicilia dal 2021 al 2027. Al termine del lungo periodo di gestazione, durato 2 anni e in cui ha inciso anche lo stallo, legato alle criticità di programmazione determinate dalla pandemia, la Regione ha inviato a Bruxelles il documento relativo alla prossima programmazione comunitaria che vale circa 6 miliardi di euro. L'amministrazione comunale ha assegnato al Catania SSD la gestione e la conduzione del campo di calcio Onesime e delle annesse strutture, a conclusione di una procedura a evidenza pubblica in cui la società calcistica del capoluogo etneo è risultata essere unica partecipante. L'assegnazione al Catania dell'impianto di Nesima avrà la durata di 10 anni, rinnovabile per lo stesso periodo. Ancora intense precipitazioni e forte vento con punte di 50 km/h sulle isole Eolie ormai in ginocchio, dove prosegue il blocco dei collegamenti marittimi. Le situazioni più difficili si registrano ad Alicudi, Filicudi e nella frazione di Ginostra, isolati ormai da 4 giorni. Da lunedì è anche bloccata la salma di un 89enne deceduto a Milazzo, i cui funerali si sarebbero dovuti tenere a Stromboli. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà questo pomeriggio alle ore 16. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.